Torniamo al tema di stasera, è l'asfalto, in senso buono. Li ha asfaltati tutti! Demolisce i campi nomadi! Non ci ferma nessuno! Ai centri sociali li rompiamo al culo! E come movimento, a questa grandissima festa, il vincitore di queste elezioni, Matteo! Dopo una presentazione del genere, siccome non si può fare meglio, vi saluto, vi ringrazio, buonanotte a tutti. Ho già detto tutto quello che dovevo dire. Vi rubo 3 o 4 minuti non per parlare di quelli che sono i programmi della Lega, perché davanti mi piacerebbe che ci fosse qualche sfigato del PD a fare le foto dal palco questa sera. Fatevi un applauso perché lo spettacolo stasera siete voi. È una roba impressionante. E soprattutto l'applauso più forte fatelo ai militanti che gratuitamente si sono fatti in mazzo per giorni e notti, perché la Lega è qua. Poi cosa dire? Cosa dire? Abbiamo girato, abbiamo fatto circa 50.000 chilometri in queste settimane, ho portato a casa delle emozioni stupende, ho portato a casa anche bombe carta, fumogeni, petardi, sassi, pomodori, un campionario vario, però io penso che la gente col voto di domenica abbia premiato chi lancia idee e abbia punito chi lancia petardi, e quindi una volta, e noi lo diciamo sottovoce, prima di venire qua ero al bar di Pognano a fare un collegamento con Ballarò e mi è toccato litigare, non l'avevo mai fatto, ma io non volevo farlo, però l'ho dovuto fare, con Antonello Venditti. No, attenzione, è di Roma, ma a me alcune canzoni piacciono di Venditti, Notte prima degli esami, amici miei. Poi però questo ha iniziato dicendo io sono di sinistra, e quindi io sono di sinistra e ci tengo alla solidarietà, all'accoglienza, ai matrimoni gay, e quindi lui ha spiegato che è di sinistra perché ci tiene all'accoglienza degli immigrati, alla solidarietà e ai matrimoni gay. Allora quando mi ha dato il microfono gli ho detto guardi, piccola premessa, per uno che si dice di sinistra e si occupa solo di immigrati e di omosessuali e si dimentica del lavoro, che è un precosto e va no, perché prima dovrebbe venire il lavoro, perché uno può essere gay, lesbica, transessuale o eterosessuale, ma se il lavora no, e quindi per sposarti dovresti lavorare, e questo sei incazzato come un bufalo, e lei in politica cosa fa? Io risolvo i problemi e mi votano, e lei c'ha la maglietta con la ruspa, anche per Venditti, e quindi c'ha la maglietta con la ruspa, e devo dire che la soddisfazione è stata dire che se si vuole tenere a casa 300.000 clandestini, se li può tenere a casa lui, la soddisfazione è stata avere l'applauso del pubblico di sinistra, perché sono tutti fuori, non si dice puro, dobbiamo essere moderati, non si dice puro, si dice con la villetta degli altri, sono tutti buoni con la villetta. Questo per dire che avete passato 3 mesi
siamo ignoranti, siamo evasori fiscali. Apro e chiudo la parentesi, non dare i soldi a uno Stato ladro non è evasione fiscale ma è legittima difesa. Però poi in democrazia la gente vota e ti accorgi che vai a votare e vedi che in Veneto noi che siamo brutti, cattivi, razzisti, egoisti, non abbiamo fatto un accidente, cazzo, Zaia prende il 50%. E la Moretti invece, che è bella, che è colta, che si depila dall'estetista, che ha preso meno della metà dei voti. Però uno dice, in Veneto, vabbè ci sta, ma ragazzi, li abbiamo mandati a casa in Liguria, questi vogliono lavorare in Liguria. In Toscana, Daniele parlava di centri sociali, io ho qualche conto da regolare in giro per l'Italia, ho preso buona nota, perché quando abbiamo finito con i campi rom le ruspe le usiamo per i centri sociali. Perché bisogna lavorare H24. Ovviamente, visto che c'è qualche giornalista, vuoti, perché noi non vogliamo fare male a nessuno, né ai fratelli rom né ai fratelli dei centri sociali. Quindi li avvisiamo che stiamo arrivando con la ruspa, non siamo mica persone per male. Però arrivare, tornate indietro di una settimana e ogni tanto lo faccio anch'io. Provate a dire settimana scorsa che la Lega poteva vincere Crusone, poteva vincere Sorrisole, ci è andata male a Cividate, ma rivinciamo per 5 anni. Però chi di voi, io no sicuramente, settimana scorsa avrebbe potuto pensare che la Lega pigliava il 20% ed era secondo partito in Toscana. Lui era sicuro. E cazzo, mi doveva fare. Mica pensavo di no. Piuttosto che avremmo fatto 3 consiglieri regionali nelle Marche, 2 consiglieri regionali in Umbria. Il bello è che più ci attaccano, più ci insultano, più infamano voi, più noi cresciamo e noi andiamo a prendere Renzi e noi andiamo a governare l'Italia e andiamo a casa. Non siamo qua per perdere tempo, non siamo qua per perdere tempo. E la cosa che mi fa imbestialire è che la Lega non è cambiata, perché noi siamo, e per quanto mi riguarda saremo, la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Non è che dobbiamo cambiare Lega noi. Semplicemente la scommessa è di riuscire a fare quello che non abbiamo fatto provandocela tutta negli scorsi anni, ma non perché sono intelligente io, ma perché probabilmente c'è un momento, c'è un clima, c'è una situazione, c'è una squadra di militanti, di parlamentari all'altezza, quindi noi siamo qua per giocarcela tutta. Io sono strafelice di quello che stiamo facendo, di quello che state facendo. Lo diceva Daniele, domenica 21 giugno a Pontida noi dobbiamo fare la storia. Domenica 21 giugno a Pontida deve essere una giornata memorabile, arriveranno le televisioni dagli Stati Uniti e dalla Russia. Domenica 21 giugno a Pontida non ci deve essere mezzo centimetro di spazio e Pontida deve esplodere, perché da Pontida noi non andiamo a casa Renzi e quindi aspetto tutti noi per fare che cosa? E lo sappiamo, per cancellare quella legge di merda che si chiama legge Fornero, che è una legge di e che noi cancelleremo. Poi, perché a sinistra hanno perso il contatto con la vita reale. Stamattina stavo prendendo un caffè con la bimba a Recco, in Liguria, dove per mia soddisfazione
provincia di Genova, e incontro un bergamasco, perché i bergamaschi li incontri ovunque. Puoi andare dove cazzo vuoi, ma c'è il bergamasco. E arriva il bergamasco e mi fa: Salvini, sì, ma è su le Calvezzato. Mi fa piacere. Posso dire una cosa? Prego. E intanto c'era la bimba che correva verso la giostra che stava aprendo, però lui vede Calvezzato e quindi lui la gatta. Io ho un mulino, quindi io sono a Lecco, la bambina sta andando sulla giostra, trovo uno che ha un mulino a Calvezzano, il 2 di giugno. Però questa è vita reale, e mi fa: io questo mulino l'ho ereditato dal papà, dal nonno, e io quest'anno lo chiudo per colpa dello Stato italiano, perché io devo stare dietro agli studi di settore. E quindi sono andato dal commercialista, e il commercialista mi ha detto che dovrei dichiarare che guadagno, ma io col mio mulino non guadagno, e quindi il commercialista mi ha detto: o dichiari che guadagni col mulino a Calvezzato e paghi delle tasse su dei soldi che non hai guadagnato, così lo Stato non ti rompe le palle, o se dichiari, come è vero, che non hai guadagnato, non sei congruo e quindi ti arriva l'accertamento dello Stato italiano. E quando ti arriva l'agenzia delle entrate, la finanza, l'accertamento, se per caso non hai pagato la tassa sul caminetto nel 2004, sono cazzi. E quindi lui mi dice: io non posso dire che ho guadagnato dei soldi che non ho guadagnato e rimetterci del mio, e con la morte nel cuore, dopo generazioni e generazioni, io devo chiudere la mia attività. Non è normale. Ragazzi, nel nome di quel signore che ha avuto 65 anni di Calvezzato, noi dobbiamo andare al governo e cambiare completamente il punto di vista, perché non è lo Stato a dover chiedere conto a te di quanti soldi hai guadagnato, e se non mi dici quello che io mi voglio sentire ti mando l'accertamento. Nell'Italia che noi andremo a governare saranno i cittadini a chiedere conto allo Stato di come cazzo usa i soldi che vi prende con le tasse, e siamo noi a dover fare degli accertamenti fiscali allo Stato. Noi stiamo vivendo in un momento di polizia e di terrorismo fiscale, e l'obbligo del bancomat, e l'IMU agricola, e gli studi di settore, e il limite di spesa a 999 euro in denaro contante. Noi dobbiamo ribaltare questo concetto: il cittadino è per bene e lo Stato è ladro, e semmai bisogna provare contro. Quindi è una rivoluzione culturale, è questo che stiamo facendo, di questo sono orgoglioso, sono felice che sia venuto un ragazzo con la maglietta del Milan sul palco. Stasera il segretario può dire quello che vuole. Forza Milan e forza Brescia. Come siete suscettibili, Madonna. Per fare un condicio c'è qualcuno con la maglia dell'Atalanta? No, la chiudo e vi porto il saluto appunto dei 7 consiglieri regionali della Liguria, dei 6 consiglieri regionali della Toscana. Io li conosco, sono persone straordinarie. Prima Daniela ha chiamato sul palco un sindaco iscritto ma non militante, quindi che non è a pezzo alle stranezze della Lega, e io devo dire che abbiamo avuto la fortuna di trovare tante persone eccezionali, militanti da 30 anni, e io ogni volta che vengo a Bergamo non posso non ricordare il fiore di Osio, perché ogni volta che vengo a Pontina manca qualcosa e manca qualcuno. Però noi abbiamo trovato per strada anche un matto professore universitario alla Cattolica
che lavorava in borsa, Claudio Borghi, che non aveva la testa della Lega fino all'anno scorso, che si è macinato migliaia di chilometri in Toscana, che era sul palco con me a Viareggio, io ero qua, lui era qua, là c'erano invece che in cucina quelli dei centri sociali che lanciavano i sassi. E quindi io stavo parlando, il Claudio, professore universitario per bene, giacca e cravatta, era di fianco a me, ogni tanto dovevamo abbassarci perché arrivava qualcosa, però noi tra i 6 consiglieri regionali abbiamo eletto anche un ragazzo di Cortona, in provincia di Arezzo, il Marco Casucci, che va eletto con la camicia verde da 20 anni, e quindi io sono felice, perché agli altri lasciamo i professori del cazzo da Mario Monti, e noi abbiamo la gente vera, noi abbiamo gli operai, abbiamo gli artigiani, abbiamo i pescatori, gli agricoltori. Noi siamo un movimento di matti che ha eletto a Fontevivo, in provincia di Parma, il sindaco più giovane d'Italia, che si chiama Tommaso, che ha 20 anni, è una città di 5.000 abitanti, sarà governata da un ragazzo autista di 20 anni. Non lo ritrovate dei ragazzi come noi, da nessuna parte. Però io non capirei per niente al mondo, e chiudo con un grazie enorme, perché io ricevo molto di più rispetto a quello che do come emozioni, come affetto, come patrimonio di cultura e di umanità, e sono strafelice di aver trovato una squadra come quella che è la Lega, di aver trovato segretari provinciali come Daniele Belotti, di aver trovato militanti, e la prego di venire sul palco come Aurora Lussana, che quando andremo al governo sarà direttrice del telegiornale unico RAI leghista, e le notizie le darà solo lei. Piccolissimo applauso, non so se di soddisfazione o di preoccupazione, perché sabato si sposa. Favorevoli al matrimonio sulla mano? Contrari? Astenuti? Cazzo, fai ad astenerti, dai, favoloso, dai. E quindi abbiamo trovato una comunità stupenda, e chiedo di salire a un'ultima persona, e poi ci salutiamo e ringraziamo un sindaco che nel nome e per conto della Lega ha pagato un prezzo personale, umano e professionale altissimo, ma che è un esempio per tanti amministratori un po' timidi, un po' paurosi. Oscar Rancini, più forte l'applauso da parte della magistratura. E quindi il bello è questo, che siamo una comunità di sognatori, di matti, di lavoratori, di gente onesta, di gente per bene. Io sono stato a Faenza, in Romagna, quindi non terra rossa, dove il PD governa dal 38 d.C., quindi loro sono lì da sempre, e per la prima volta nella storia c'è il ballottaggio fra il PD e non il centrodestra, Forza Italia, la lista civica, ma a Faenza, dove io tornerò per il ballottaggio, per la prima volta nella storia c'è il ballottaggio fra il PD e la Lega, e gli faremo sputare il sangue. E il candidato sindaco della Lega era stato un po' preso in giro sui giornali locali da qualche intellettuale,
perché di mestiere fa l'agricoltore. E quindi per qualche genio di sinistra, se fai l'agricoltore e ti alzi alle 5 della mattina e hai le mani coi calli e le unghie sporche, non puoi fare il sindaco. Questi sono dei tarati, perché quando andiamo al governo noi mettiamo al governo 10 agricoltori che sono meglio di Renzi, della Borsa, della Fornero e di quei geni che i calli sulle mani non ce li hanno, o se hanno i calli sulle mani e per altro, però fa niente. Io vi ringrazio, faccio la foto col bimbo, sì, giuro, la faccio. Ormai prima avevo un problema a casa perché non mi ci stavano più le felpe, adesso ho un problema a casa perché non mi ci stanno più le ruspe, e quindi abbiamo rilanciato il mercato della felpa e il mercato della ruspa.